È caccia aperta in tutta la provincia ai 3 rapinatori che ieri sera, armi in pugno, hanno messo a segno un colpo nella gioielleria Fadda di Viale Repubblica a Nuoro. Il bottino è in corso di quantificazione, ma dovrebbe essere ingente. Non appena è scattato l'allarme, la questura ha fatto partire il piano provinciale antirapina con tutta una serie di controlli che però al momento non hanno dato esito. La speranza è quella di ottenere qualche informazione dalle testimonianze della titolare della gioielleria e dalle persone che hanno assistito al blitz dei malviventi. Gli specialisti del gabinetto provinciale della Polizia Scientifica hanno effettuato i rilievi di rito e si spera che questi possano portare gli investigatori della squadra mobile ad imboccare la pista giusta, che conduca all'individuazione dei responsabili. I banditi, almeno 3, uno dei quali impugnava una pistola, si sono presentati nella gioielleria Fadda poco prima dell'orario di chiusura, attorno alle 20. Sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare 2 rotoli contenenti preziosi. Quindi, senza perdere tempo, sono usciti dalla gioielleria e a bordo di un'auto si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. La titolare ha chiamato subito il 113, sul posto si sono recate le volanti della questura e i carabinieri del comando provinciale. In contemporanea sono partite le ricerche del comando. Gli agenti hanno subito raccolto le testimonianze della commerciante e dei colleghi che lavorano nelle vicinanze per orientare positivamente le indagini. Al momento non ci sono sviluppi, ma le ricerche proseguono senza sosta al fine di assicurare alla giustizia i malviventi che hanno utilizzato l'esercizio commerciale come se fosse un bancomat.